Mercoledì 8 una bella festa per ricordare i 50 anni della fondazione di Casa della Speranza. Che messaggio lanciare, Presidente? La festa che noi abbiamo e stiamo organizzando si svolgerà con una sorta di convegno per certi versi che farà il punto della situazione di quello che è stata la storia di Casa della Speranza, guardando, proiettando al futuro dove vogliamo arrivare per le cose che vogliamo ancora realizzare a difesa e a tutela dei ragazzi ospiti presso Casa della Speranza. Sarà una grande festa articolata con interventi molto qualificati, dove peraltro c'è stata assicurata la presenza dell'Arcivescovo e altre autorità del territorio, quindi sarà articolata con questi interventi molto qualificati da un lato, ma con degli interventi anche musicali, poesie fatte dai ragazzi stessi, nostri utenti. Insomma, ci saranno tante cose, sarà abbastanza lunga e corposa come momento di festa. È una festa importante perché 50 anni sono tanti e lì si ripercorre un po' la storia vissuta dal 1975 ad oggi. Siamo con la dottoressa Silvia Cacciatore, terapista della riabilitazione qui alla Casa della Speranza. Ecco, cosa rappresenta la riabilitazione cognitiva per gli utenti della Casa della Speranza, dottoressa? Allora, la riabilitazione cognitiva è un intervento, è uno strumento essenziale per le persone affette da disabilità intellettive e da disturbo dello spettro autistico, proprio come quelle accolte all'interno di Casa della Speranza. È un intervento specifico che utilizza una serie di tecniche e di strumenti mirate al recupero di quelle, o al potenziamento di quelle che sono le funzioni cognitive, ovvero quelle abilità quali la memoria, l'attenzione, la pianificazione, ma anche l'aspetto come un problem solving e l'autoregolazione emotiva, al fine di migliorare quella che è la partecipazione attiva del paziente nella vita quotidiana, nel suo benessere e nella vita poi sociale. Si tratta di un intervento personalizzato, ovviamente inquadrato da parte di una presa in carico di un'equipe multidisciplinare che nasce da un'attenta valutazione di quelli che sono i bisogni e le capacità dell'utente. Ovviamente in un contesto strutturato quale Casa della Speranza e sicuramente protetto, il focus della riabilitazione non si concentra soltanto sul recupero o il potenziamento di queste abilità, ma anche sul miglioramento di quella che è la qualità di vita non solo dell'utente ma anche dei familiari e dei relativi caregivers. Quindi in sintesi la riabilitazione è un intervento costante che parte proprio da ciò che l'utente sa fare e può migliorare piuttosto che concentrarsi su quelle che sono le difficoltà, valorizzando ogni piccolo progresso e con l'ottica di migliorare la qualità di vita ma anche il senso di autoefficacia percepito. Allora, Renato Scembri, psicologo, psicoterapeuta, Casa della Speranza. Cosa vuol dire fare abilitazione a favore di persone con disabilità intellettiva di grado medio e grave? Lavorare con persone con disabilità intellettiva significa prendersi carico di una cura declinata in diverse maniere. C'è una cura di tipo tecnico, quindi con un intervento abilitativo che fa riferimento alle pratiche della riabilitazione, e dall'altra c'è una cura che ha a che fare con la dimensione affettiva. Nel primo caso si fa ricorso alle pratiche tradizionali o a quelle più specifiche che hanno a che fare con la riabilitazione dell'autonomia cognitiva, delle abilità sociali, l'abilità motoria, eccetera. E dall'altra si cerca di calibrare in maniera personalizzata questo tipo di interventi alla persona che abbiamo davanti. Non sono personalizzata rispetto alle loro necessità, ma calibrata anche per rispondere alle loro esigenze prima ancora di quello che sappiamo fare noi, no? Per quanto riguarda poi l'aspetto emotivo, questo richiede una cura continua. Immaginiamo che significa stare
con persone con disabilità intellettiva che hanno una età mentale di 1 anno, 2 anni, anche se l'età mentale di un bambino non può essere sovrapposta a quella di una persona di 30-40 anni con disabilità intellettiva, ma ci sono delle analogie, non possono essere lasciate un attimo da sole. Quindi immaginiamoci il carico per gli operatori che devono seguire questi ragazzi. Cura che implica da un punto di vista affettivo anche un lavoro di gruppo. Senza un lavoro di gruppo e una partecipazione non ci può essere intervento. Quindi gli interventi singoli, specifici, da soli, in questo caso, sono destinati a essere un insuccesso. Le istituzioni che si occupano di sanità, compreso Casa della Speranza, hanno la funzione di proteggere, di sostenere gli operatori che stanno svolgendo questo compito così delicato, sia da un punto di vista tecnico, ma per il tipo di pazienti che abbiamo noi, soprattutto da un punto di vista affettivo. Professor Di Natale, ecco, il Centro Bioetica è impegnato in questo 50° anniversario della fondazione di Casa della Speranza. Giorno 8 lei interverrà per parlare del Monsignor Ginex e del Professor Reale come apostoli della carità. Da 25 anni noi come Centro di Bioetica nella nostra diocesi di Agrigento ricordiamo figure che si sono distinte. Questa volta, in occasione del 50° abbiamo ritenuto focalizzare l'attenzione su Monsignor Angelo Ginex e il Professor Reale. Perché? Perché furono davvero 2 apostoli della carità e per la prima volta, anticipando la legislazione nazionale, loro realizzano questa struttura in cui mettono al primo posto la centralità della persona. Il disabile, il diversamente abile non deve rimanere nel chiuso delle case o ai margini della società, ma deve essere centrale nella vita sociale. Ecco dunque il ruolo profetico che ebbe la Casa della Speranza. A distanza di 50 anni, la Casa della Speranza ha un ruolo, ha un futuro? Sì, perché siamo in una società in cui si cerca sempre di delegittimare, di mettere da parte colui che non ha quelle qualità che purtroppo un tipo di cultura dominante oggi vorrebbe. Qui si parla di casa e la casa, nella casa centrale è la famiglia e nella famiglia ogni individuo è persona. Per cui questa istituzione era profetica allora, lo è profetica oggi e oggi noi dobbiamo sostenerla, aiutarla e anche qui da parte del Centro di Bioetica un appello alla società e alle istituzioni perché Monsignor Ginex e il Professor Reale guardarono lontano e lontano dobbiamo guardare anche noi.